Eccoci qua, bentornati qui con noi. Ho lasciato spazio a loro perché secondo me era perfetto iniziare la mia rubrica con il loro pezzo. Benvenute. Grazie. Se qualcuno ci ha seguito fin dall'inizio si ricorderà sicuramente di Nefer, perché è stata qui con noi e ci ha portato un altro pezzo, un'altra coreografia. Stasera invece questo tipo di danza è un po' particolare, diversa dall'altra che ci avevi portato. Come mai? Di che cosa si tratta? Beh, innanzitutto siamo venuti a presentare, io e Mara siamo venuti a presentare un pezzo di Tribal Belly Dance, che ha uno stile molto particolare, che viene dall'America. È nato negli anni '80 ed è basato su un principio completamente diverso rispetto alla normale danza, e non si tratta di coreografia fondamentalmente, ma di improvvisazione. Scusami, non conoscendo lo stile ho fatto una piccola No, assolutamente, colgo l'occasione giusto per dirlo. Fatto benissimo, sì, per i nostri telespettatori. Ecco, questo diciamo. E diciamo invece che diamo il benvenuto a Mara, che non era mai stata qua con noi. Qual è la differenza, come diceva Nefer, rispetto alle altre danze? Sì, la differenza più grande è appunto il fatto della coreografia, si improvvisa, ci sono diverse scuole nel mondo che insegnano la Tribal Belly Dance con diversi formati. La cosa bella è che potrei andare in America e ballare con una ballerina americana senza averla mai vista prima e ballare insieme la Tribal. Quindi questa è la caratteristica principale. E lo spirito di gruppo. Esatto, lo spirito di gruppo. Non c'è tribe se non c'è spirito di gruppo. Quindi non è una cosa da fare come la danza classica, soliste. Magari da solista. Esatto, no, il tribal non esiste il solista, esiste sempre il gruppo, da 2 a 100. Ecco. Diciamo che mentre Nefer è di Padova, tu insegni e vieni da Crema. Sì. Come mai invece ballate insieme? Come mai questa amicizia e questo lavoro insieme? Abbiamo iniziato a studiare insieme Tribal Belly Dance a Milano, grazie a Manetti. Abbiamo iniziato con lei e ci siamo affezionate a questa danza, ci siamo affezionate tra di noi e abbiamo deciso di continuare anche da sole. Che cose tristi, mi sembra essere Italia in diretta. No, in realtà è molto divertente. Ah, era una cosa bella, scusate. Perché si sono incontrate la Crema a Padova e ballano insieme. No, non è vero. Il tribal è proprio una danza divertente. Mi hanno detto dalla regia, di qualcosa di triste, che così alziamo l'audience, sì. Quindi tu insegni, se vuoi dire dobbiamo emozionare perché siamo diventate amiche. Se vuoi dire ai nostri telespettatori dove insegni, dove si può... Io insegno a Crema, i miei corsi sono tutti a Crema, sia orientale che Tribal Belly Dance che Oriental Fusion, che è un'altra disciplina ancora. Ottimo. Mentre Nefer, dove insegni, ricordiamo dove si può... Cioccolato. No, mi trovate a Padova. Non distrarle, che dopo non mi rispondono alle domande. È lei che mi distrae, c'è con il décolleté. Per piacere, dai. Fai il serio. Per il fatto che è un'esplosione di gioia alla Tribal. Questa sera non riusciamo. Io insegno a Padova e appunto i corsi sono sempre di danza orientale, Tribal e appunto poi diversi corsi che proponiamo. E possono trovare delle informazioni online? Sì, trovate le informazioni, c'è il nostro sito che abbiamo messo appunto a disposizione, oppure anche tramite email o Facebook, fondamentalmente siamo comunque. Parlavate anche di un evento futuro qua prossimo. Sì, c'è un evento proprio imminente che è un evento appunto molto importante a Milano nel panorama della Tribal Belly Dance, che è Tribal Belly Dance Academy, un evento creato apposta per questa serie di danza in cui ci andremo ovviamente a esibire insieme. Il 25 di febbraio, 24-25 febbraio. Benissimo, Sì, allora amore, dai, no, però faccio una domanda seria una volta tanto. Allora, ci hai portato 2000 tipi di danze qui, giusto quest'anno. Quando è che ci porti il lap dance? No. Dai, una seratina di lap dance verso tarda serata? No, ma lei fa altri tipi di danze, non so se hai visto. Va bene. Colgo l'occasione per dire che appunto poi noi quello che ci teniamo a portare avanti fondamentalmente è, oltre alla passione per la danza, è proprio uno spirito di gruppo, ma anche una forte figura femminile che viene contrapposta magari, come dicevamo prima, ai soliti stereotipi che qua ci porta, lungo ci li ricorda, no? Essendo nato comunque in un contesto molto particolare in America e poi essendosi sviluppato veramente in tutto il mondo, raggruppa donne di tutte le età e di tutte le tipologie e le unisce proprio in un legame profondo e nella danza fondamentalmente. Bene, grazie di essere state qui con noi, di averci portato e di averci dato il momento di tristezza, di non televisione è vero, triste. Invece ci hanno portato solo allegria. Quella cosa là, dai, insomma. Ed eccole qua, tutte e due assieme, guardale. Allora, prima sei
te che parli e dici per la danza tribale ho trovato quest'osso di plastica da mettere in testa. E la nostra cara Ingrid, io invece questo di lattice che vibra, puntini, puntini, Ruvo puntini. non ha capito niente. Abbiamo fatto un'intervista di 4 minuti e Ruvo non ha capito niente. Stavo fumando, non c'entra. Bravo, dillo anche, non si fuma, fa male il fumo. Fa male fumare le mie sigarette, compratevi le vostre. No, fa male fumare in generale, Ruvo, per piacere. E adesso torniamo a giocare a Indovina che posto è con le bronze.